Bambine, prendete i libri dell'Orcul e andate a leggerli assieme a vostro papà nel salotto. Buonasera, bambine. Mamma, sai che la nonna ha confuso Gulliver con l'Orcul? Oh, ma amore, lo sai che la nonna ha letto pochi libri e che lei si ricorda solo dei suoi tempi, tesoro. Andate bambine da vostro padre, che vi racconterà la storia dell'Orcul. Lui la sa. Papà, mi racconti la storia dell'Orcul? L'Orcul era un uomo grande, no? Era un gigante che quando si svegliava la mattina e doveva lavarsi la faccia, sapete come faceva? In piazza Sedegliano metteva un piede dove c'è la gelateria e un altro piede lo metteva dove c'è la farmacia e si lavava la faccia nel suoi. Sai, quando ero piccolo come voi, i contadini che tornavano dai campi, stanchi dopo aver lavorato tutto il giorno nei campi, mi dicevano che l'avevano visto passare dietro agli alberi, in fondo, lo intravedevano ogni tanto qua e là. E quando si stancava, andava a dormire tra Meretto e Coderno e appoggiava la testa su un cumulo di terra che era una vecchia muttare, un posto dove seppellivano la gente tanti anni fa. Mutares, Tumbucis, Tumbares. Erano antichi sistemi di sepoltura di personaggi d'alto rango, tombe a tumulo di forma conica che risalgono all'età del bronzo. Una di queste tombe è ancora visibile al confine tra il comune di Sedegliano e quello di Mereto. Il castelliere di Sedegliano risalirebbe invece alla fine del primo millennio a.C. Cinto da terrapieni, oggi alti ancora 4 metri, misura poco meno di 2 ettari, con un perimetro di circa 600 metri. All'interno furono rinvenuti reperti databili tra il VI e il II secolo a.C. Tra gli oggetti ritrovati alcune fibule, la cui tipologia fa supporre contatti tra quest'area, il litorale isontino, e la zona di Emona, l'attuale Lubiana. Anche i Celti abitavano il castelliere. Questo popolo, proveniente dalle Alpi, si insediò in pianura alla fine del IV secolo a.C., ponendo le basi del sostrato etnico friulano. Un popolo affascinante e in parte ancora misterioso, quello celtico, che credeva nella forza della natura e nella magia. Ehi! 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 Sono Beleno, la divinità celtica. Ascoltatemi! Ascoltatemi! Sono 2500 anni che nessuno mi ascolta più. I fossi, lis rivis di Gradisca, risalgono quasi certamente al periodo celtico, poiché essi delimitavano in tal modo la zona sacra. Le urne cinerarie ritrovate si presume siano di derivazione celtica. Molte località della nostra campagna ancora oggi hanno nomi di origine celtica: Cormonus, Margaretis, Murarese. In epoca romana, la zona dell'attuale comune di Sedegliano faceva parte della colonia latina di Aquileia, fondata nel 181 a.C., un territorio vastissimo che si estendeva dal tagliamento all'Isonzo e dal mare fino all'anfiteatro morenico, abbracciando tutta la parte pianeggiante e collinare del Friuli. La colonizzazione romana, per ottimizzare lo sfruttamento agricolo delle zone di pianura, suddivise i terreni in centurie, semplice ma efficace organizzazione ortogonale del territorio su 2 assi intersecanti. La centuriazione ha lasciato tracce indelebili nel paesaggio agricolo sedeglianese. L'incrocio posto al centro di Gradisca ha consentito di ricostruire con esattezza la griglia delle centurie in un ampio settore della pianura friulana. In particolare, la struttura individuata a Turrida rappresenta l'insediamento romano meglio documentato esistente in comune. I reperti raccolti coprono un arco di 5 secoli, dal I a.C. al IV d.C., e indicano l'esistenza di una villa rustica. Altri elementi concorrono a stabilire la presenza romana nella zona del Sedeglianese. L'incrocio chiamato Quadruvium, in prossimità del guado del tagliamento tra Gradisca e Valvasone.
tra la via secondaria proveniente dalla pianura veneta con la via che da Concordia saliva verso la zona morenica. L'invasione degli Unni, nel 452 d.C., rappresenta l'inizio di un periodo di invasioni del territorio romano e delle nostre terre. Tra i vari popoli, i Longobardi, che dominarono il Friuli per 200 anni, tra il 500 e il 700, lasciarono tracce importanti in campo artistico, architettonico e culturale. Numerose sono le parole friulane di origine longobarda, come bleon, braide, flap, sgrimie, sinate, quest'ultima incisa su di un albero al confine di un terreno di Coderno. A questo periodo risale probabilmente la pieve di Codroipo e nascono le prime cappelle nel nostro territorio. Dopo i Longobardi segue un periodo oscuro per tutto il Friuli, segnato dalle terribili invasioni degli Ungari. Le loro devastazioni e i loro saccheggi impoveriscono il Friuli, riducendolo ad una landa desolata, vastata Hungarorum. Il Sacro Romano Impero Germanico, cui queste terre sono sottoposte, trova il coraggio di reagire e sgomina gli Ungari nella grande battaglia di Augusta. Nel 955 d.C. l'imperatore Ottone III affidò al patriarcato la giurisdizione di tutti i villaggi riedificati. Gradisca, Turrida e Redenzicco furono ripopolati con popolazione slava, cui vennero attribuiti terreni esenti da tributi. Intanto, con la loro saggia politica, Poppone e i patriarchi successivi rafforzarono il Friuli come entità politica e territoriale, tanto che l'imperatore Enrico IV, il 3 aprile del 1077, investe il patriarca Sigeardo del feudo comitale del Friuli. Nasce lo Stato patriarcale friulano. In quel periodo un'altra potenza si affaccia sullo scenario del nord-est italiano, la Contea di Gorizia, cui gli imperatori hanno concesso l'avvocazia sul patriarcato. Nel quadro dei conflitti tra patriarcato e contea, Sedegliano passa nel 1139 sotto i conti di Gorizia fino al 1224. Nel 1256, nei continui conflitti tra patriarcato e contea, il patriarca Gregorio affida la giurisdizione di Sedegliano alla famiglia nobiliare dei Valvasone, permettendo loro la costruzione di un castello entro la Cortina. Bambine! Bambine! Via da lì! Ritornate a casa! Qui c'è la guerra! Ma Rizzardo da Camino, aiutato dalle truppe dei conti di Gorizia, da Spilimbergo e dai Cucagna, prende d'assedio il castello e costringe alla resa i sedeglianesi, saccheggiando il paese e distruggendo la Cortina. Proprio alle porte di Sedegliano avviene nel 1350 una delle tragedie che segnarono anche a livello popolare il Medioevo friulano. Nei campi della Richinvelda, per mano di armati inviati dai conti di Gorizia, dagli Spilimbergo e dai Cividalesi, viene assassinato il patriarca Bertrando, che di ritorno da Padova con la sua scorta si apprestava a passare il tagliamento al guado di Redenzicco. Sedegliano, per la sua vicinanza ai guadi del tagliamento, fu teatro di diverse scorrerie. Nel 1361 il duca d'Austria occupò Turrida, Sedegliano e Gradisca. Nel giugno del 1419 Tristano di Savorgnan, quinta colonna della Serenissima in Friuli, occupò Sedegliano. Un anno dopo le sue truppe entreranno in Udine, ponendo fine al glorioso patriarcato di Aquileia. Il 400 friulano fu un secolo tragico, funestato da pestilenze, carestie, invasioni di cavallette e scorrerie dei temibili turchi. Essi, il 1 novembre del 1477, saccheggiarono Sedegliano e dintorni. Si salvarono dalle devastazioni solo il castello e il coro della chiesa nella Cortina. Le popolazioni di Sedegliano, Grions, Gradisca, San Lorenzo e Coderno ricostruirono le chiese. Nel 1488 ricevettero la visita del signor Buzio de Palmulis, canonico aquileiese, che, chiamati i camerari, volle vedere le partite e i conti di dette chiese.
In un periodo così nefasto, la popolazione non aveva possibilità di pagare. In tutte le ville ordinò loro di regolare i conti pagando entro la festa di San Michele. Tutto ciò sotto pena di scomunica. 11 anni dopo, nel 1499, i turchi attraversarono l'Isonzo per una delle loro più terribili scorrerie in terra friulana, mettendo ogni cosa a ferro e fuoco fino a Treviso. Nella notte tra il 3 e il 4 ottobre, sulla strada del ritorno, ed essendo il tagliamento in piena, sgozzarono buona parte dei loro prigionieri che ormai erano diventati un problema. Non solo, distrussero Sedegliano e molti uomini furono fatti schiavi. Il curato Jacopo de Arcù fu legato ad un albero battuto a sangue e gli fu mozzato un orecchio. Fu distrutta la cortina di Pantianicco. In ricordo di quei terribili giorni vi è una lapide con una donna che, terrorizzata, fugge in groppa ad un cavallo. Seguì un periodo di ripresa. Venne ricostruita la chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo e inserito un portale di pregevole fattura, scolpito da Antonio Pilacorte da Spilimbergo. All'interno, nell'altare di destra, campeggia una pala raffigurante la Vergine, attribuita a Pomponio Amalteo. Sorse a Coderno Santa Giuliana, chiesetta votiva con al suo interno la pila dell'acqua santa del Pilacorte. Nell'abside in pietra è scolpita la figura del Padre Eterno. Viene ricostruita la chiesetta di San Giorgio a Gradisca. Nel 1548 è investito della Gastaldia di Sedegliano il magnifico cavaliere Nicolò Signore di Valvasone, e il suo rappresentante vive nel castello costruito dopo la distruzione della cortina. I più intensi contatti con Venezia, Padova e Firenze innestano nuovi supporti culturali ed artistici. Il fresco esterno di Casa Rinaldi a San Lorenzo ne è un esempio. In questo periodo si ricostruiscono le case, creando un nucleo abitativo rurale ancora oggi visibile. Coderno, con portoni e porticati, anche se inglobati in muri di costruzioni postume. Borgo Chiarande a Grions e Casa Zamparini, esempio di architettura rurale tipica di Turrida. La Roggia di Codroipo muoveva il mulino di Rivis, come il Battiferro a Turrida e altri mulini su questo corso d'acqua che era l'unico della zona nel XVI secolo. Sedegliano, nel XVI-XVII secolo, si sviluppò attorno al castello feudale. Vennero costruite la chiesetta dedicata a Sant'Antonio e la chiesa campestre della Beata Vergine del Rosario. Sull'altare una statua lignea del XVI secolo, quale segno di riconoscenza per la vittoria navale di Lepanto dei cristiani sui turchi. La peste, nel 1631, fece strage a Venezia e a Portogruaro, arrivando anche alla vicina Cisterna del Friuli. In questi periodi funzioneranno i percorsi di ronda per prevenire in paese l'ingresso degli appestati o animali contagiati. Tutte le chiese furono disinfettate con calce o intonaci nuovi. La pieve di San Martino a Turrida è menzionata in una bolla di Papa Urbano III nel 1187 come appartenente alla diocesi di Concordia, con le filiali di Rivis e Redenzicco, mentre Grions è diviso a metà tra le diocesi di Concordia e Aquileia.
La chiesa di San Martino fu distrutta a seguito di diverse inondazioni, ma verso la fine del XVIII secolo prese l'attuale forma. Un gigantesco San Cristoforo campeggia sulla facciata della chiesa di San Girolamo a Rivis, costruita nel XV secolo sul primissimo insediamento del paese a ridosso del tagliamento. Poi è avvenuto il graduale spostamento dell'abitato in posto più sicuro dalle piene del fiume e la conseguente costruzione dell'attuale parrocchiale di Santa Margherita. È del 1702 la chiesa di San Giovanni Battista a Redenzicco, in precedenza intitolata San Nicolò. Gli affreschi all'interno sono in parte deteriorati, ma lasciano intravedere una mano sensibilissima e ispirata. Certamente è una delle opere più rappresentative del nostro periodo pre-rinascimentale. Nel 1797 le truppe di Napoleone erano appostate sulla destra del tagliamento, tra i paesi di Valvasone e Spilimbergo. Si contrapponevano sulla sinistra agli austriaci. Il loro comando era nella cortina di Gradisca. I francesi attaccarono e dopo una durissima battaglia costrinsero gli austriaci alla resa. Seguirà il trattato di Campoforte. Rivis, Turrida, Redenzicco e Gradisca perdono importanza con la costruzione di un ponte sul tagliamento e per la conseguente deviazione del traffico sulla linea Valvasone-Codroipo. Nel XVIII secolo e nei precedenti, le nostre chiese si erano impreziosite con affreschi, pale e statue lignee. La parrocchiale di Gradisca conserva un crocifisso ligneo del XV secolo di pregevole fattura. La chiesetta di San Giorgio, sempre a Gradisca, ha una tela raffigurante San Giorgio Martire ed una balaustra del Pilacorte. La chiesa di Sant'Antonio Abate, parrocchiale di Sedegliano, ha due eleganti confessionali del XVIII secolo. Nella parrocchiale di San Lorenzo troviamo una fonte battesimale del XVI secolo del Pilacorte e un affresco dedicato al patrono del paese. Incastonata nella piazza di Coderno, la parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo è sicuramente la più affrescata. L'abside è datata inizio XX secolo, mentre più recenti sono gli affreschi della volta centrale. L'attuale chiesa parrocchiale di Grions, intitolata Sant'Andrea Apostolo, è costruita su di una preesistente del XV secolo. Alla fine del XIX secolo si intravedono le prime industrializzazioni, le filande. Il canale Ledra darà impulso all'agricoltura e sul suo percorso nasceranno nuovi mulini. All'inizio di questo secolo, Sedegliano conosce l'emigrazione, fermata prepotentemente dalla Prima Guerra Mondiale. Il comune subisce sia la ritirata dell'esercito italiano che l'occupazione austriaca. Mandi frutinis. Ma com'erano i nostri paesi in quel periodo? Accostiamo le cartoline dell'epoca alla realtà attuale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le nostre campagne conoscono la meccanizzazione. I paesi costruiti a misura dei carri e dei cavalli saranno costretti ad espandersi fino a perdersi nei confini e la civiltà contadina sarà
si è acquistato? Si è acquistato magari un benessere anche economico, ma certamente un benessere materiale, ma il benessere spirituale perché il progresso dell'uomo non è tanto smontare sulla Luna, questo lo sappiamo, perché sulla Luna può sbarcare anche il vampiro. Il progresso dell'uomo è se cresce in umanità. Ecco, io mi domanderei, allora rivolgerei a voi stessi la domanda, che cosa trovate di cresciuto in umanità nel nostro Friuli? Questo è il punto fondamentale. Negli anni 60 nasce la regione Friuli-Venezia Giulia. Uno dei padri fondatori è Tiziano Tessitori, politico di primo piano del Partito Popolare di Don Sturzo. Nato a Sedegliano nel 1895, muore a Udine nel 1973. Sedegliano gli ha dedicato la piazzetta del municipio. Io soffro, padre, soffro. Nonno, stringiti a me. Più parlagli tu. Linio Clabassi, interprete del bel canto, ha calcato i teatri d'opera più importanti del mondo, dalla Scala al Metropolitan. Signore, andiamo lontano. La vita c'è laggiù. All'alba del terzo millennio, Sedegliano vive con semplicità e tranquillità il periodo di trasformazione europea. La sua popolazione è dedita ad una agricoltura razionalizzata. Nuovo impulso sta acquistando il polo industriale di Pannellia e non sono da trascurare le numerose attività artigianali e commerciali. In questo contesto sono sorte e lavorano varie associazioni di carattere sociale, sportivo e culturale che danno un'impronta importante al territorio ed elevano il livello della popolazione. Questa è la nostra storia. Vicende liete e tragiche che sono passate nel fiume dei nostri antenati. Siamo pronti per il futuro, coscienti del nostro passato. Forza bambine che andiamo a nanna. Dai, forza che è tardi. Papà, dove è andato l'orco? E l'ultima volta che l'hanno visto è stato la sera del terremoto. E adesso andiamo a dormire. Dai, dai! Su!